Bella a tutti regà, qui è Miro e eccoci qua in questo nuovo video. Mi scuso se non è uscito il video di Fiorentina Cagliari, non uscirà. Ero a casa della mia ragazza, sì, la partita purtroppo l'ho vista, anche se il purtroppo mm, risulta un po' strano, anche perché paradossalmente, per come l'ho vista, è anche una delle partite migliori che abbiamo giocato, quindi pensiamo com'erano le altre. Però basta, basta, adesso basta. Adesso mi sono rotto il cazzo, mi ero rotto il cazzo prima, ma adesso ancora di più. Adesso ancora di più. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più a sopportare queste partite orribili, non ce la faccio più a sopportare queste prestazioni indegne. Non ce la faccio, non ce la faccio. È allucinante, è allucinante, è allucinante, non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo proprio per niente. Io qua mi sono scritto una lista di una sorta di scaletta con degli argomenti. La prima è le partite orribili, partite una più brutta dell'altra, ma non tanto a livello di risultato, perché quello può avvenire come non può avvenire. Il risultato, il calcio è uno sport in cui tutto può succedere, anche la squadra che ha meritato di meno può vincere con un gol in contropiede al 90°. Vedi per esempio Napoli-Cagliari, Napoli-Cagliari dell'anno scorso. Il Cagliari si può dire tutto tranne che abbia meritato di vincere la partita, perché ha vinto con un gol, così in contropiede. Però abbiamo vinto, questo è il calcio. Però non è tanto il risultato che manca, sì, per carità, perché manca anche quello, non prendiamoci in giro. Adesso come adesso, per la situazione che stiamo vivendo, il Cagliari ha un bisogno vitale dei 3 punti, ha bisogno vitale di una vittoria. Però non è il motivo principale per cui sono così amareggiato, deluso. Il motivo è che non vedo passione, non vedo sentimento, non riesco più a vedere una partita in cui, a prescindere dal risultato, posso dire sono soddisfatto della mia squadra, sono soddisfatto dei miei ragazzi, sono soddisfatto di come hanno giocato la partita, a prescindere da quale sia il risultato, a prescindere, a prescindere. Tutto questo Tutto questo fa male. Porta a rabbia, stanchezza, esaurimento nervoso, eccessivo contenuto di bile all'interno del corpo, fegato amaro, coglioni girati, tutto. Veramente tutto. E sono anche alquanto sicuro di non essere l'unico qui che ha tutti questi sintomi. Ne sono totalmente convinto. Sono mesi, anzi è di più, che sopportiamo tutto questo. Io sono stato contentissimo dell'arrivo del Ninja, ma proprio la persona più felice del mondo, perché ritengo che Nainggolan sia un giocatore totalmente funzionale al Cagliari, che possa dare il massimo e che possa aiutare tranquillamente la squadra. Però sono altrettanto convinto che Nainggolan non può e non deve essere la risposta a tutto. Perché un giocatore
non fa la squadra. Si possa chiamare Maradona, si possa chiamare Pelé, si possa chiamare Cristiano Ronaldo, si possa chiamare Messi, come si possa chiamare Nainggolan. Un giocatore non farà mai una squadra intera. Ecco perché Nainggolan non può essere la risposta. Però il Cagliari, o meglio la presidenza, ci ha abituato al contrario, perché prima che cominciasse la stagione dell'anno scorso, uno dei problemi più grandi del Cagliari, oltre ovviamente alla difesa, ma lasciamo perdere, era il centrocampo comunque, perché rispetto ai vecchi centrocampi del Cagliari, quello di 3 anni fa più o meno era inguardabile. Quindi come hanno deciso di risolverla? Nandez, Rog, prendendo dei nomi comunque altisonanti. Hanno provato con Bradaric, però la cosa non andò a finire bene. Solo Barella si salvò in quel centrocampo. Infatti poi è stato venduto per la cifra che giustamente valeva. Quest'estate abbiamo problemi in difesa. È stato preso Godin. 3 milioni all'anno. Ma mister 3 milioni all'anno, solo perché si chiama Godin, non significa che ti risolvi automaticamente tutti i problemi che tu hai in difesa. Un giocatore non fa la squadra. Questo vale per Godin, vale per Nainggolan e vale se si prende, mettiamo caso, Messi a parametro zero, proprio per buttarla sull'assurdo. Non è così che si risponde alle criticità, non è così che si risolvono i problemi, non è così che si manda avanti una società di calcio. E se ci arrivo io che ho 25 anni e non lavoro nell'ambiente calcio, mi fa strano come non riesco a capirlo chi ci lavori. Magari per molti peccherò di presunzione. Sì, voglio peccare di presunzione. Sarò ignorante, non lo metto in dubbio, però è la mia idea. Passiamo poi al quarto punto, quello più, secondo me, più doloroso di tutti quelli che ho scritto. È un argomento che a me fa veramente molto male, perché non me lo immaginavo così, come è ovvio che sia, ma per l'importanza, perlomeno che io attribuisco a questo evento, mi fa male il doppio. Sto parlando del centenario. Come sappiamo il 2020 è stato il centenario del Cagliari, tra l'altro vissuto in piena pandemia, perché il 30 maggio comunque stavamo lì, stavamo, a pochi giorni saremmo usciti, se non eravamo già usciti, ma non mi pare, dalla prima ondata, dal primo lockdown. Ho ho vissuto il momento goliardico che ha voluto far passare il Cagliari su Instagram, postando le grafiche della partita che assegnò lo scudetto automaticamente al Cagliari, 50 anni dello scudetto, con le grafiche su Cagliari Bari. Tutto molto bello, però manca la sostanza. La sostanza parla che siamo la 19ª squadra per rendimento di punti nell'anno solare, nel 2020. Siamo praticamente la seconda squadra che ha fatto più schifo per punti guadagnati nel 2020. Siamo secondi soltanto al Torino. E con tutto rispetto del Torino. Abbiamo passato un centenario di merda. Un centenario di merda. Che al posto di onorare la squadra, la terra, noi, ha gettato merda. Partendo dal fatto che è stato cambiato logo, con un logo totalmente anonimo,
senza senso, con delle maglie altrettanto anonime e senza senso, da bancarella nemmeno, qualcosa di orribile, e con delle prestazioni in campo fatte con questa maglia al limite del ridicolo, sia quella del centenario e sia quella dopo. Perché che tu abbia Macron o Adidas come sponsor tecnico, che tu abbia addosso la maglia del centenario o la maglia gialla da trasferta o la maglia bianca da trasferta o la maglia rosso-blu, a prescindere da questo, se tu in campo fai schifo, quel pezzo di stoffa che loro hanno addosso, che per noi ha un valore immenso, ma per loro probabilmente varrà soltanto la cifra che ricevono mensilmente sul conto corrente, è strano. È difficile da dire, da spiegare quello che ho in mente. Hanno rovinato tutto. Hanno rovinato tutto. Io attribuisco un'importanza al centenario che è un qualcosa che volevo vivere appieno e volevo vivere nel migliore dei modi per il semplice fatto che è ovviamente l'unico centenario che vivremo. Noi. Parliamo se chiaro. E celebrarlo, se celebrarlo è il termine più adatto, con questi risultati è un qualcosa che brucia, che fa male. Poi un altro punto su cui tengo a precisare, perché per correttezza lo devo dire, sotto, se non mi sbaglio, il video contro il Benevento o contro il Napoli, non ricordo adesso, c'è stato un qualcuno che mi ha scritto per lanciarmi palesemente una frecciatina, tra virgolette, qualificazione in Europa League. Io lo ripeto, perché ci sta che magari qualcuno non capisce il discorso che ho fatto. Continuerò a ripetere il discorso che ho fatto fino ad adesso, senza problemi. Però non tratterò più l'argomento perché sinceramente mi sono anche un po' rotto le palle di trattare questo argomento. Continuo a ripetere quella che è la mia idea, ovvero che il Cagliari quest'anno è partito e secondo me ha tuttora come obiettivo, anche se siamo lontanamente distanti, quello di qualificarsi per una competizione europea. La prima idea che mi viene in mente è l'Europa League. Questo, sono arrivato a questa conclusione perché il Cagliari ha investito veramente tanto negli ultimi anni e l'unico modo per rientrare di queste spese fatte è la qualificazione in Europa. Ok, sostanzialmente questo è il fulcro. Non lo approfondirò più di tanto, ovviamente, perché l'ho già spiegato e rispiegato 1000 altre volte, quindi non ci starò tanto sull'argomento, però questa è la mia idea. E ribadisco il fatto che tra il dire che il Cagliari vorrebbe andare in Europa League e tra il fare, ovvero il Cagliari andrà assolutamente ed ovviamente in Europa League, ci passa un mare. È una cosa che non dipende da me, non dipende da noi, non dipende da chissà chi, dipende da chi scende in campo ed è legato ai risultati. Tra le intenzioni o tra il progetto e quello che succederà a fine anno, a seconda di come sarà la classifica, ci passa il mare, l'oceano. Quindi, se io dico che il Cagliari aveva come idea di andare in Europa League, non significa che ci va. Ok? Questo ci tengo veramente a chiarirlo perché magari molti pensano che se io dico che il Cagliari ha come idea l'Europa League vuol dire che dico che il Cagliari va in Europa League. No. Scusate. No, non è così che funziona. Comunque, io continuo a pensare che il Cagliari comunque all'inizio dell'anno abbia avuto delle ambizioni europee.
sono gli investimenti che il Cagliari ha fatto che mi ha fatto pensare questa cosa. Però dall'anno scorso fino ad adesso il Cagliari ha fatto schifo, non è sufficiente a rendere bene il concetto, molto più che schifo. E arriviamo al fulcro di quello che è il video. Di chi è la colpa di questa situazione? È colpa del presidente? È colpa della società? È colpa dei DS? È colpa della squadra? È colpa nostra? Di chi è la colpa? Domanda da 1.000.000 di euro, secondo me. Vi dirò la mia versione, che potrebbe ovviamente non essere in linea con quello che è il vostro pensiero, però vi dirò l'idea che mi sono fatto io. Io ho scritto un messaggio all'admin di Solo Cagliari. Noi parliamo molto su WhatsApp, collaboro con questa pagina, quindi è chiaro che ci sentiamo molto. Io ho scritto questo messaggio, vado a memoria. Sicuramente non sarà tutta colpa del presidente, sicuramente non sarà tutta colpa dell'allenatore, sicuramente non sarà tutta colpa della squadra, sicuramente non sarà tutta colpa del DS, ma fatto sta che ormai ogni anno diventa il déjà vu dell'anno precedente, specialmente in questo periodo. E ripeto, qui secondo me la colpa ce l'hanno un po' tutti. Non mi sento di attribuire ad una sola persona o ad un solo ruolo specifico la colpa di tutta questa situazione. Partendo dall'allenatore, io ho molta stima, veramente tantissima stima di Francesco. A livello calcistico mi piace. Mi trovo d'accordo con quella che è la sua linea di pensiero per quanto riguarda il calcio, però sta di fatto che non sta rendendo palesemente. Allora, c'è da dargli atto, gliene darò atto sempre, che nella prima parte di campionato Di Francesco ha portato a Cagliari una cosa che a Cagliari non si vedeva da anni, e sto parlando della mentalità. Il Cagliari ha ritrovato una mentalità, un gioco, era diventato una squadra. Prendevamo gol, ma sapevamo difenderci, sapevamo contrattaccare, non ci davamo per vinti dopo il gol subito. Questa è la prima parte di campionato. Dopo un po' questa novità è sparita. E sinceramente io qui la colpa mi sento di darla all'allenatore, perché comunque è lui che coordina gli allenamenti, è lui che decide la squadra da mandare in campo, è lui che gestisce lo spogliatoio, è lui che parla con i giocatori, quindi merito assolutamente di aver portato una mentalità a Cagliari, ma anche artefice di colui che a quanto pare l'ha fatta sparire. Non mi vengono in mente altre motivazioni. Poi il DS. Il DS, che colpe può avere un DS? Quello di non fare un mercato all'altezza. Credo che il Cagliari non abbia fatto un mercato all'altezza? Sì. Perché per forza di cose in una sessione di mercato in cui ti ritrovi una rosa molto più ampia di come dovrebbe essere, perché i soldi non girando molto ti ritrovi ad avere
degli esuberi, per il primo anno in assoluto tu hai 3 terzini per tutte e due le fasce, sia a sinistra che a destra, ma in 3 non ne fanno uno. Allora, Zappa, secondo me è quello migliore tra tutti, è stato assolutamente un buonissimo investimento, ma a sinistra, tolti i 2 gol di Ligo Giannis, navighiamo in acque rossissime, veramente rosse, perché Trivaldelli non lo vedo all'altezza, Pajak non si sa, Pajak, se non mi sbaglio, era credo pure messo fuori rosa perché è stato soltanto convocato per la partita contro il Benevento, ma perché era squalificato. No, contro il Benevento perché era squalificato Lico. Quindi e a destra abbiamo Farago e Pinna, oltre a Zappa. Pinna andato in prestito all'Ascoli. L'occasione si può tecnicamente usare Farago e Pisacane, ma andrà a Lecce a quanto pare. Quindi se Zappa non gioca, a destra stiamo messi male. Ma non è che siamo messi male da oggi, stiamo messi male da sempre. E qui la colpa sta nel DS, nel non aver rinforzato reparti di cui si sapeva già che i ricambi non erano all'altezza. Perché a me un Ligo Giannis può anche stare bene, ma come sostituto, no, come terzino principale. Stessa cosa vale per i difensori centrali. Perché se tu hai un Ceppitelli che ha praticamente saltato quasi tutto il 2020, un Pisacane che fa fatica a giocare, non riesce più a tenere il campo, un Clavan che fa cappellate 4 volte su 2 e un giocatore minimamente decente ma con 1000 lacune come Valujevic, Godin non può essere l'unico rinforzo che tu prendi in difesa. Non può. E non parerà il culo a tutta la difesa soltanto perché si chiama Godin. Lì andava rinforzata la difesa. Andavano presi altri difensori centrali. Magari non andava preso Godin, ma andava preso qualche altro difensore centrale, tipo 2 difensori centrali, magari più scarsi di Godin, ma che insieme ti potevano garantire delle prestazioni migliori. Perché 2 è maggiore di 1. E avevi più ricambi. Più ricambi. Poi a centrocampo Marin, un investimento che si sta rivelando fallimentare per quello che sto vedendo. Veramente fallimentare. Sottil, uno dei pochi investimenti azzeccati dal DS insieme ad un AS, secondo me. E l'unico a cui rimane da chiedersi se ha qualche colpa è il presidente. E io qui mi trovo combattuto. Perché la prima risposta, cioè, secondo me è colpevole e non colpevole. La prima risposta che mi viene in mente per quanto riguarda il fatto che sì, è colpevole Giulini, sta anche nel semplice fatto di vedere quanti DS sono stati cambiati negli ultimi anni, da quando è dirigente lui. Capozucca. Non mi ricordo il primo anno di Serie A chi era il DS, devo essere sincero, il primo anno in cui è arrivato Giulini che siamo retrocessi. Non mi ricordo chi era il DS. Non mi ricordo se era già Capozucca. Vabbè. Poi, quello che avevamo preso dal Sassuolo, non mi ricordo manco come si chiama. Carta e Carli. Neanche mi esprimo. Neanche mi esprimo. Se tu cambi 4 DS
in tutti questi anni, cioè, praticamente cambi un direttore sportivo ogni 2 anni sostanzialmente, se non ogni anno e mezzo, che peggio mi sento. Questo cosa fa capire? Fa capire che non c'è comunicazione, non c'è aiuto tra i reparti, non ci si parla, non ci si chiarisce, non si crea un progetto. Non c'è un progetto così, c'è solo casino. Ha scelto lui l'allenatore, quindi se ci ritroviamo in questa situazione è anche colpa sua? Questi sono i motivi principali, adesso non mi vengono in mente altri, per cui Giulini è il primo artefice di questa situazione. Ma dall'altra penso, per quanto possa aver svolto male i compiti, ha comunque investito tanto nella società, specialmente negli ultimi anni. E credo che, trattandosi ormai di un'azienda, abbia investito per cercare di fare al Cagliari quelli che sono i profitti. Quindi quei soldi che lui ha investito, specialmente in giocatori particolari tipo Nainggolan, tipo Codin, tipo Rog, l'abbia investiti perché lui abbia pensato di creare un ritorno certo, che anzi che fosse il più certo possibile, perché di certo non esiste nulla, specialmente nel calcio. Però tutto questo non si sta creando, non sta accadendo. E ritorniamo alle probabili colpe di quella che è la presidenza. Ovvero, sì, di aver investito i soldi, perché chi dice che il Cagliari non ha investito o che Giulini non abbia investito soldi, lì secondo me si tratta di prendere una posizione a prescindere e mantenere quella posizione, perché non si può negare in maniera così assurda la realtà. Però sta di fatto che investimenti fatti dal presidente non stanno rendendo. Vuoi accollarti la colpa, vuoi accollare la colpa ai DS? Ok, ai DS nel senso ai direttori sportivi, non ai DS la malattia ovviamente. Vuoi dare la colpa ai direttori sportivi? Ok, però il Cagliari sono anni che costantemente fa sempre lo stesso tipo di campionato e costantemente fa sempre schifo. E l'unica costante che c'è sempre stata in questi anni è il presidente. Io adesso non voglio, con questo video non voglio dire che la colpa è di Giolini, che la colpa è di Di Francesco, che la colpa è di Carta. Non me ne frega un cazzo di chi è la colpa. Può essere di uno o dell'altro. Io voglio che tutte queste persone collaborino, vabbè, si aiutino a vicenda e facciano il possibile per ribaltare questa situazione. Perché io mi sono rotto le palle, come immagino vi siete rotti le palle voi, specialmente dopo praticamente mezz'ora di video, perché così non si può andare avanti. Ogni anno non può essere sempre il déjà vu di quello precedente. Avete mandato a puttane l'anno del centenario. Non potete continuare così, non potete. Io ragazzi, sul
allo scoccare della mezz'ora di video vi annuncio che giovedì non guarderò Atalanta-Cagliari. Quindi non vi aspettate il video, non la guarderò, a prescindere dal risultato. Non me la recupererò, non me la guarderò, perché nel mio piccolo voglio cercare di mandare un messaggio. Quindi ho deciso di disertare Atalanta-Cagliari. Non so quanti di voi lo faranno. Mi sono rotto il cazzo, non mi va più di essere preso per il culo. Se arriverà un'altra prestazione orribile, e fidatevi che anche non guardando saprò se arriverà un'altra prestazione orribile, diserterò anche la prossima partita di campionato, che se non mi sbaglio è col Milan, e continuerò così fino a fine campionato, perché io sinceramente mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video.